Essere o non essere? Se o se? È il primo dubbio di ogni veneto che inizia a scrivere. Ma è più corretta la X o la Z? Cosa dice la tradizione? Cosa consiglia la modernità? Prendiamo la più famosa commedia di Carlo Goldoni e analizziamola. Quante X compaiono nel testo? 291. E in quali parole? Una sola parola, se. Quante Z compaiono invece? 534. E in quali parole compare per il suono S? In 44 parole diverse più un nome di persona. D'altronde il più famoso dizionario di veneziano liquida la lettera X parlando della parola se in mezza pagina e dedica invece alla lettera Z ben 21 pagine. Insomma, pure gli scrittori veneziani che scrivevano se con la X poi usavano la Z per le altre parole, che andranno lette con la Z veneta, non con la Z italiana, che è un suono quasi sconosciuto alle altre lingue del mondo. Oggi il veneto è parlato come lingua madre in 5 diversi stati del mondo e usato da immigrati venetofoni anche in altri stati. Ci dovremmo chiedere se mantenere la Z nella scrittura veneta sia una mossa intelligente, e a ben vedere lo è davvero. Infatti, la lettera Z viene sempre letta S alla veneta dalle seguenti lingue europee: inglese, francese, portoghese, sloveno, croato, greco, catalano, olandese, polacco e ungherese. E infine, quando scrivono con l'alfabeto latino, scrivono Z e leggono S alla veneta anche altre lingue importantissime come il russo, l'arabo, il turco, l'indonesiano e persino il giapponese. La X, invece, viene letta in tanti modi diversi, ma internazionalmente è pronunciata da tutti X, e non è certo il suono che cerchiamo. Pertanto, l'Accademia fin dall'inizio ha ritenuto di insegnare sempre e solo l'uso della Z veneta. Ricorda dunque, l'alfabeto veneto va da A a Z. Ce lo chiede la tradizione, ce lo consiglia la modernità. Ciao!